cimitero sciocca a Borgo Veneto, dove un anziano è stato aggredito da un uomo armato di coltello e è ricoverato in ospedale. Carabinieri sulle tracce del rapinatore ripreso dalle telecamere. Pomeriggio da Far West a Mogliano, regolamento di conti davanti ad un negozio, spuntano pistole e coltelli, esplosi 3 colpi, 2 i feriti. Resta in carcere il 24enne nigeriano accusato del tentato omicidio di Castelfranco. L'arma del delitto, un coltello da ninja trovato nella grondaia di casa dell'aggressore. La piaga dei furti a Venezia e le indagini dei carabinieri hanno portato all'emissione di 23 misure cautelari nei confronti di borseggiatrici che agivano derubando turisti e passanti. A Susegana un furto all'interno di un'abitazione è stato sventato da un'intera famiglia che ha circondato, affrontato e messo in fuga una banda di ladri. Elezioni regionali, un nuovo confronto tra i candidati sui temi del commercio e del turismo. Manildo Gioca d'Anticipo presenta il suo assessore alla sanità, fascismo, leggi razziali Zaia Bacchetta Vannacci. Folla la manifestazione di protesta per la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale della Fenice, i lavoratori in corteo dalla stazione Santa Lucia al teatro. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, che riguarda l'educazione sessuo-affettiva alle medie con l'ok dei genitori. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì, in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, quindi che è sbagliato, 0422 1626 690. L'esito ovviamente di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera, Ring. Ed ora la cronaca, una rapina violenta in cimitero. Sono sotto shock i cittadini di Borgo Veneto, dove un anziano è stato aggredito da un uomo armato di coltello. L'anziano è ricoverato in ospedale, i carabinieri sono sulle tracce del rapinatore ripreso dalle telecamere del Camposanto. Un'aggressione a scopo di rapina con un uomo che entra in questo cimitero, il Camposanto di Saletto di Borgo Veneto, con un coltello a caccia di soldi. È accaduto intorno alle 10:30 di questa mattinata di sole. La vittima è un anziano di 77 anni del posto che, come d'abitudine, era entrato per portare un saluto ai cari defunti e in quel momento era solo all'interno del Camposanto. Forse era seguito, di sicuro dietro di lui è entrato un altro uomo sulla quarantina, parzialmente travisato, mentre la vittima con un annaffiatoio stava portando dell'acqua e fiori deposti sulle tombe. L'uomo gli ha puntato contro il coltello che aveva in mano per rubargli il portafoglio. Il 77enne però ha reagito e per questo è stato sbattuto contro una colonnina finendo a terra dopo essere stato colpito al collo dalla lama. Impossessatosi del portafoglio, il malvivente è fuggito. A terra, malconcio, è stato proprio l'anziano a chiedere aiuto, telefonando al 112 e ai familiari. Un fatto terribile, con macchie di sangue e petali per terra, segni ripuliti dopo i rilievi degli investigatori e dei dipendenti del comune. Tra i primi ad arrivare anche il sindaco del paese, che rincuora sulla salute dell'anziano. L'anziano ovviamente è in ospedale, lo stanno già curando, stanno già medicando e sembra che la situazione sia meno grave di quello che appariva. Ricoverato in ospedale a Schiavonia, l'anziano è stato trattenuto in osservazione, un episodio su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Este, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del cimitero che ritraggono il sospetto entrare all'interno e poi fuggire, e raccolto la testimonianza della vittima. Nel frattempo è grande l'amarezza del primo cittadino per un atto violento in un posto di silenzio, ricordo e rispetto. Questa zona, non solo in questo comune, ma un po' nel territorio, su queste cose non sono mai accadute, quindi veramente è una situazione che va fatta una riflessione anche su questo tipo di episodi. Io spero che veramente questa persona venga identificata e paghi come deve pagare, perché non si può minare la serenità anche delle persone che normalmente si recano a salutare i propri cari. Ed ora nel Trevigiano resta in carcere il 24enne nigeriano accusato del tentato omicidio di via Tevere a Castelfranco Veneto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida. L'arma del delitto, un coltello da ninja, è stato trovato nella grondaia dell'abitazione dell'aggressore a ridosso della ferrovia, sullo sfondo una ragazza contesa. Uno è mio fratello e l'altro è un amico suo. Tu ieri sera eri in casa? Sì. Tu sei il fratello di chi?
del ragazzo che ha coltellato l'altro. Ci sono diversi punti fermi dopo 24 ore di indagini serratissime nell'accoltellamento che ha sconvolto via Tevere tra Poisolo e Treville, in comune di Castelfranco. Uno su tutti, vittima e aggressore, entrambi noti per questioni legate alla droga, si conoscevano, anzi per alcuni erano migliori amici. Un rapporto messo però a dura prova da una ragazza contesa che ha portato a un chiarimento finito nel sangue. Sono circa le 17 quando il 24enne marocchino raggiunge il coetaneo nigeriano nella sua abitazione a ridosso del passaggio a livello. È qui che si sviluppa una lite che prosegue poi in strada e diventa zuffa. Il nigeriano a un certo punto estrae un coltello da ninja con doppia lama almeno 15 centimetri. Prima colpisce il marocchino al torace, poi nell'interno coscia. La situazione appare grave. È lo stesso aggressore ad accompagnare nella propria abitazione la vittima sanguinante, che a sua volta trova la forza di chiamare i soccorsi. Elicottero del suo M118, automedica, carabinieri arrivano sul posto. In casa ci sono anche i familiari dell'aggressore, oltre al fratello anche il papà e forse altri amici. Io adesso cosa sia successo, io so solo che quello che sapete voi lo so anch'io, basta. Mentre il ferito viene portato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora fuori pericolo di vita, l'amico è condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri, su indicazione dello stesso aggressore, trovano il coltello nascosto in una grondaia della casa. Immediato il sequestro. L'udienza di convalida si terrà nelle prossime ore. Intanto, in via Tevere, resta una serata da dimenticare. Ho visto i carabinieri con un ragazzo che sta vicino al passaggio a livello. E basta, no. Stava andando in cerca di qualcosa, non so. Sicuramente un fatto assolutamente grave che esce completamente dai nostri standard, possiamo dirlo. E speriamo che quello che ci auguriamo tutti è che queste cose accadano sempre il meno possibile e che ci sia una certezza della pena per chi fa fatti di questo tipo. Rimaniamo nel Trevigiano, ma andiamo a Mogliano Veneto, dove è stato un pomeriggio davvero da Far West, con un regolamento di conti davanti ad un negozio dove sono spuntate pistole e coltelli. Ce ne parla la nostra Elena Dal Forno insieme a Nicoletta Rizzetto. Elena, buonasera. Sì, buonasera a te Daniele e buonasera a tutti gli telespettatori di Antenna 3. Siamo con il vice sindaco di Mogliano, Leonardo Muraro. Pomeriggio da Far West, hai detto bene, poteva essere una tragedia, una strage, poteva succedere veramente di tutto. Sono stati sparati 3 colpi di pistola, sono usciti anche i coltelli, abbiamo sicuramente 2 feriti, non sappiamo ancora l'entità della gravità, non parrebbero comunque in pericolo di vita. Naturalmente qui siamo in pieno centro, davanti a un negozio, un passaggio pedonale, poteva essere veramente una strage, vice sindaco. Ma sicuramente siamo in pieno centro, siamo di fronte anche a una scuola al liceo Berto, per cui nel pieno centro di Mogliano Veneto questi fatti sono veramente incresciosi, anzi preoccupanti, perché per quanto noi facciamo come investimento per la sicurezza, purtroppo succedono questi fatti. È una cosa incresciosa del quale siamo molto preoccupati e ci attendiamo e ci siano delle risposte, perché credo che a questo punto, dopo tutto quello che sta succedendo a livello nazionale, e noi a Mogliano non volevamo aspettarci una cosa del genere, credo che si devono intervenire con leggi più severe per calmierare queste situazioni di disagio e di violenza nelle nostre città. Ecco, per ricordare l'episodio, intorno alle 4 di oggi pomeriggio 3 persone di origine apparentemente albanese, è tutto ancora da verificare, sono arrivati chiaramente i carabinieri per i rilievi del caso, il SUEM, i vigili del fuoco. Dicevo, verso le 4 3 persone si sono prese accoltellate, poi è uscita anche una pistola, sarebbero stati sparati 3 colpi. Abbiamo visto i carabinieri proprio cercare qui nel boschetto dietro di me i bossoli, sono state... Bossoli sono stati trovati e si sta cercando la pistola che sembra sia stata abbandonata qui nel boschetto, nel campo qui vicino. Ecco, abbiamo visto anche macchine ovviamente parcheggiate con i vetri rotti, perché chiaramente sono state danneggiate. Avremo ovviamente più notizie nel corso dei prossimi telegiornali, ma riportiamo anche oggi un gravissimo episodio, vice sindaco, che, come ha detto lei, ci fa veramente preoccupare. Se noi pensiamo che nell'ultimo anno abbiamo investito più di 600.000 euro fra ampliamento della caserma dei carabinieri, messa in sicurezza, videosorveglianza e quant'altro, credo per quanto ci attiene come
comune abbiamo fatto il possibile, anzi io ho chiesto ancora più soldi per la sicurezza nel nostro comune. Il fatto è che dobbiamo avere però anche delle leggi che permettono alla nostra polizia locale e carabinieri di intervenire con fermezza di fronte a questi fatti. Ecco, dentro al negozio che si chiama Ogni Casa, che è proprio lì alla mia sinistra, sono stati già visionati tutti i filmati relativi a questo pomeriggio, quindi attendiamo ovviamente altre informazioni e altre notizie. E ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero ad Elena Dal Forno. Ovviamente torneremo a parlare di questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali di Treviso a partire dalle 19:30. Noi continuiamo con la cronaca. A Susegano un furto all'interno di un'abitazione è stato sventato da un'intera famiglia che ha circondato, affrontato e messo in fuga una banda di ladri. Lasciate le robe la prossima volta e non usateci più. Questo è il messaggio del giovane Mattias e della famiglia Zanardo alla banda di ladri che hanno scoperto, circondato, affrontato e quindi messo in fuga ieri sera. Tutto inizia intorno alle 20:30 quando l'intera famiglia che abita al piano terra di questa palazzina di via Casoni Susegana sta cenando. Ad un tratto la mamma di Mattias sente dei rumori al piano di sopra e si insospettisce subito sapendo che la vicina è assente. Appena sentito qualcosa mi è andata su dalle scale. Appena visto il ladro ha tirato un pugno sulla porta per dirgli di andarsene via. Il ladro ha risposto: vai via tu invece. Ladri sfrontati dunque, che sapevano di agire a colpo sicuro. Prima avevano forato un infisso scassinandolo poi con un piede di porco e una volta all'interno avevano iniziato a tagliare una cassaforte con un flessibile a batteria. Una volta scoperti e con le scale sbarrate dalla mamma di Mattias hanno tentato l'uscita dal terrazzo, ma qui c'era il giovane con la sorella. Mia mamma li ha bloccati dentro. Io l'ho messo fermo lì, l'unico punto era questo o le finestre per di là. Quindi li avevate bloccati di fatto? Mia mamma sì, li ha bloccati sopra. Dopo l'unica occasione era questa. E poi è intervenuto tuo papà? Sì, perché sono rimasto bloccato fermo per un po', ma dopo sono corsi dal cancello mio papà e mio zio e sono riuscito a tenere fermi, ma non hanno preso niente per fortuna. Ma sopra di te quindi erano cosa, in 3? Uno era a terra fermo e dopo gli altri 2 mi hanno salito. A quel punto l'intera famiglia ha affrontato fisicamente la banda su questo giardinetto. Pugni, calci e graffi che Mattias ha subito al volto fin quando uno dei malviventi ha iniziato a colpire il giovane, il papà e lo zio con un piede di porco sulle mani e sulle schiene. Ho subito dei graffi ma non ho capito con cosa. Perché ero già con terra col tizio, quindi per me mi sono proprio pensato. Rissa terminata con la banda in fuga che ha lasciato la rifurtiva, gli attrezzi di scasso, la radiolina comunicante con il palo che attendeva in macchina, tutto a terra. A 20 anni hai affrontato da solo i ladri? No, è successo per caso perché ho detto non era l'edizione di coraggio ma non volevo che prendessero le robe. Ma lo rifaresti? Sì, per proteggere quelli che conosco sì. Un'indagine dei carabinieri ha portato all'emissione di 23 misure cautelari nei confronti di borseggiatrici che agivano a Venezia derubando turisti e passanti. Furto aggravato, violenza, minacce, lesioni personali, utilizzo di carte di credito rubate, ricettazione, riciclaggio, violazione del foglio di via. Sono le accuse nei confronti di 23 borseggiatrici che agivano a Venezia. L'indagine dei carabinieri riguarda il periodo tra giugno 2023 e dicembre 2024, in cui sono stati accertati 32 episodi di borseggi per un totale di circa 50.000 euro di refurtiva. Raccolti tutti gli elementi, la Procura di Venezia ha emesso un ordine di carcerazione per 8 indagate, tra cui una 23enne incinta, e vari divieti di dimora. 8 validi per il Veneto, 6 per la provincia di Venezia, 1 per Genova. Si tratta per la maggior parte, 20 su 23, di donne, di nazionalità croata e bosniaca. Gli altri 3 sono i mariti di alcune di loro. Le borseggiatrici si sarebbero avvalse anche della complicità di 3 ragazze di età inferiore ai 14 anni. In base a quanto accertato, agivano nel centro della città ignorando anche i provvedimenti di divieto di dimora a loro carico, 150 le violazioni accertate dall'Arma. Determinate a compiere i borseggi, molte reagivano anche con violenza fisica contro le persone che segnalavano la loro presenza o che le bloccavano, provocando anche lesioni.
In uno di questi casi una donna è finita anche all'ospedale per traumi e contusioni. La violenza, fa sapere la procura, era impartita dalle boss anche alle più giovani, costrette a subire botte quando non raggiungevano il bottino prefissato. I 3 uomini invece sono stati indagati in quanto accertata la loro complicità. Alloggiavano in alberghi della zona, accudendo i figli, accompagnando le mogli alla stazione ferroviaria e andando a riprenderle. C'è stata anche una certa difficoltà a rintracciare le indagate, tutte di fatto senza fissa dimora, alcune delle quali nel frattempo si erano allontanate da Venezia. 3 degli arresti infatti sono stati eseguiti all'estero. La borseggiatrice più anziana ha 34 anni, la maggior parte invece ne ha meno di 27. Dalla Marca trevigiana il presidente del Veneto Zaia ha replicato a distanza al revisionismo storico del vice segretario federale della Lega Vannacci. Le leggi razziali, ha detto, sono stati il periodo più buio della storia d'Italia. Cosa ne pensa della lezione di storia di Vannacci? Ma guardi, mi hanno detto che sta scritto, non so cosa abbia scritto, però posso dire qual è la mia idea. La mia idea è che le leggi razziali sono il periodo più buio della storia della Repubblica Italiana e le leggi razziali hanno permesso, purtroppo amplificato questo rastrellamento programmato di ebrei, di zingari, di disabili, di gay, di omosessuali portati nei campi di concentramento e terribilmente ammazzati. Quindi io non ho nulla da fare di revisionismo storico, dico semplicemente è una ferita, diciamo, dell'umanità e purtroppo noi assieme a qualche altro paese, penso alla Germania, con Hitler siamo stati tra gli artefici di questa schifosissima pagina di storia. Però dice sostanzialmente che Mussolini è stato eletto democraticamente. Sì, però sulle democrazie potremmo discutere, ma non voglio neanche aprire, diciamo, riflessioni storiche. Dico semplicemente che l'esito finale è stato quello delle leggi razziali che non si possono giustificare in nessuna maniera. Anche se approvate dal Parlamento di allora. Bene, allora abbiamo un sacco di responsabili. Confcommercio Veneto e Confturismo Veneto hanno incontrato i candidati alla presidenza della regione, le richieste dal turismo al terziario di mercato. Da un pacchetto integrato per giovani e donne a maggiori risorse per il turismo, un sistema coordinato per infrastrutture e logistica e una governance partecipata. Sono alcuni dei punti chiave del patto per lo sviluppo che le organizzazioni imprenditoriali hanno presentato ai 2 candidati alla presidenza della regione Veneto, Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Il patto per lo sviluppo è un qualche cosa che serve al Veneto, non solo al commercio, al turismo e ai servizi che noi rappresentiamo. È un qualche cosa di importante che i 2 contendenti hanno in buona maniera sviluppato e di questo ne siamo grati. Una serie di proposte, quelle arrivate da Confcommercio Veneto, accolte favorevolmente dai 2 candidati. Assolutamente fondamentale mantenere un confronto, un dialogo costante con le associazioni di categoria. Abbiamo proposto tra i primi interventi che realizzeremo proprio un tavolo con le associazioni di categoria contro la burocrazia, quindi ideare insieme un piano, costa €0, creare un piano anti-burocrazia e poterlo fare ovviamente con chi tutti i giorni vive quel determinato settore merceologico. La politica deve avere l'umiltà di ascoltare queste realtà imprenditoriali e saper gestire un fenomeno, quello della burocrazia, che merita semplificazione e soprattutto intervento da parte della politica. Richiedono una condivisione, una partecipazione, un salto di qualità sulla costanza nel dialogo per pensare a un Veneto che crea prospettiva e futuro, e penso che questo sia il segnale più importante di una discontinuità rispetto a un modo di governo che noi vogliamo invece inaugurare, un maggior dialogo, un maggior ascolto insieme alle categorie per fare delle politiche più concrete per creare futuro in Veneto. Tra le richieste un assessorato specifico per il turismo. Ma non è una novità, ma qualche anno fa esisteva, ovviamente si tratta semplicemente di rivitalizzarlo, che si occupi soprattutto di questo asset strategico del nostro territorio, oltre 70 milioni di presenze turistiche, ma soprattutto tantissime realtà imprenditoriali che lavorano in questo settore e che devono essere accompagnati nel percorso di innovazione. Mi è molto piaciuto il richiamo a un ecosistema da conoscere, quindi dobbiamo lavorare per una programmazione molto più forte sul turismo, capire come contrastare il fenomeno dell'overtourism, come far sì che il turismo esperienziale, il turismo lento, il turismo legato all'enogastronomia possa diventare sempre di più una fonte di ricchezza.
Continuiamo con la politica. Giovanni Manildo, candidato presidente per il centro-sinistra, ha presentato quello che dovrebbe essere l'assessore alla sanità nella sua giunta in caso di elezione. L'assessore alla sanità sarà il dottor Gabriele Mimmo Risica, una persona con cui condividiamo gli ideali, le proposte concrete, l'idea di una sanità pubblica per il Veneto, l'idea di una sanità che riesce a ridare un valore importante alla medicina di prossimità. Gioca d'anticipo il candidato alla Regione Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, e presenta quello che sarà l'assessore alla sanità in caso di vittoria. Si tratta del dottor Gabriele, detto Mimmo, Risica. Il dottor Risica è stato cardiologo e primario all'ospedale di Venezia, volontario di Emergency e medico soccorritore a bordo della nave dell'ONG Mediterranea Saving Humans, da cui è sceso 3 giorni fa. C'è questa privatizzazione strisciante che sta provocando dei danni enormi, sia per esempio una delle cose terribili è la demotivazione del personale, l'accentramento che c'è stato delle capacità decisionali ha fatto sì che il personale, in particolare il personale medico ma anche il personale infermieristico, è totalmente disaffezionato dal servizio che sta facendo, dal lavoro che sta facendo. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente recuperare per cercare di migliorare il servizio sanitario. Manildo e l'assessore in pectore Risica si rifanno all'articolo 32 della Costituzione e dichiarano di essere orgogliosamente gli eredi di Tina Anselmi, fondatrice del sistema sanitario nazionale. Nel corso dell'ultima legislatura regionale abbiamo assorto a sostanzialmente una privatizzazione di fatto, liste d'attesa che si decurtavano solo per rinuncia alla cura o per ricorso al privato, e è fondamentale segnare un punto, dire che noi siamo per un'inversione di tendenza e che crediamo che il diritto alla salute sia e debba essere universale, sia la forma più alta di giustizia sociale. Noi su questo fondamento vogliamo costruire un'idea di una società del Veneto più giusta. Intanto a Napoli, al 4° congresso nazionale dei Giovani Democratici, la componente giovanile del PD è stata eletta segretaria alla padovana Virginia Libero. Alla presenza di Elly Schlein, la 28enne veneta ha ricordato come tocchi ai giovani democratici ricostruire la fiducia dell'elettorato. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Vicenza incontra i presidi ed indica la strada per cambiare la scuola italiana. Una nuova scuola. Il ministro Giuseppe Valditara approda a Vicenza per guardare al futuro. Noi abbiamo innanzitutto ridato valore alla condotta, quindi al comportamento. Abbiamo previsto le attività di cittadinanza solidale, sostituendo la vecchia sospensione che significava starsene a casa magari a giocare davanti alla PlayStation, e invece con più scuola e attività di cittadinanza solidale. Abbiamo inasprito le sanzioni nei confronti di chi aggredisce un docente, abbiamo previsto l'arresto in flagranza e quasi flagranza verso chi metta le mani addosso a un docente, abbiamo previsto fra l'altro la possibilità della scuola di costituirsi in giudizio per chiedere il risarcimento del danno d'immagine verso chi abbia picchiato personale scolastico o offeso personale scolastico, abbiamo previsto delle norme particolarmente stringenti nei confronti del bullismo, che è un altro fenomeno molto serio, non soltanto di questo nostro paese, e abbiamo previsto fra l'altro il divieto del cellulare a scuola. Il ministro incontra i presidi del Vicentino e prima che inizi la riunione indica la strada che il governo sta percorrendo per una scuola in cui il rispetto delle regole è sempre più importante. Tra le novità introdotte c'è la par condicio nei dibattiti scolastici, perché vengano invitati ospiti che rappresentino posizioni diverse, così da permettere agli studenti di sviluppare una propria opinione non condizionata. E c'è un grande valore costituzionale che è quello del pluralismo, e che quindi funzione della scuola non è quello di indottrinare, ma quello di spiegare, capire, criticare e quindi abituare allo spirito critico. Per quanto riguarda l'educazione sessuaffettiva, resta il divieto alle materne e alle elementari. Invece, con un emendamento della Lega alla Camera che modifica il disegno di legge già approvato in commissione, alle medie l'educazione sessuaffettiva potrebbe entrare nelle classi allo stesso modo delle superiori, e cioè dopo un consenso informato da parte dei genitori. Resta poi aperto il percorso di sviluppo dell'educazione civica. Abbiamo pubblicato sul sito del Ministero
un questionario, un sondaggio che ha visto rispondere le scuole superiori italiane per quanto riguarda le nuove linee guida su educare alle relazioni, educare al rispetto, in particolare verso la donna, ma non solo ovviamente. E l'87% delle scuole superiori ha risposto, il 97% ha avviato questi percorsi, quasi il 70% hanno dato dei risultati straordinari di miglioramento dei comportamenti dei giovani. Ecco, tutto questo non si sa o si sa poco. E c'è sempre la solita e sterile polemica, il governo, Valditara, la scuola, vieta l'educazione affettiva. Ma di che? Ed ora Venezia affolla la manifestazione di protesta per la nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale della Fenice. Per noi sul posto il nostro Filippo Fois e Michele Zanette. Campo San Fantino è gremito di persone, non si tratta solamente di abbonati alla Fenice, sono anche i musicisti di numerose fondazioni di teatri lirici d'Italia. C'è la Scala di Milano, c'è il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Arena di Verona, il Teatro Verdi di Trieste, insieme a numerose altre realtà del mondo musicale, per esempio il Benedetto Marcello, che è il Conservatorio di Venezia. È un ennesimo capitolo, forse quello più forte che abbiamo visto fino ad ora, della protesta che è stata messa in atto dai musicisti della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Una contestazione, e lo chiedo qui ai rappresentanti sindacali, che non ha niente a che vedere con la persona ma con quello che è il suo curriculum. Partiamo da lei, Atalmi. All'indomani di una manifestazione di questo genere, cosa può succedere? Secondo lei sarà ascoltata la vostra voce? Ma io credo che Colabianchi, che penso sia il responsabile di questo pasticcio, perché ha fatto una nomina senza passare per il gradimento dell'orchestra, per un percorso di avvicinamento, ha creato un pasticcio e quindi adesso dovrebbe risolverlo. Secondo me ritirando la nomina, perché non è più nelle condizioni nemmeno di poter svolgere il suo ruolo. La Venezia ora ormai, per cui. E poi molto importante che la città, e questo lo dimostra anche oggi, la città è tutta stretta intorno alla Fenice. Voi avete avuto a questo proposito dei segnali, per esempio da Nicola Colabianchi, che lo ricordiamo è il sovrintendente del Gran Teatro La Fenice. Ma no, non c'è stato nessun segnale, noi siamo rimasti all'ultima riunione dove sia Colabianchi che il nostro sindaco, presidente della fondazione, ci hanno comunque confermato, nonostante le nostre aperture, la conferma, ci hanno confermato la nomina della signora Venezzi. Noi siamo disposti, eravamo disposti, siamo disposti a trovare una soluzione con un percorso di avvicinamento che però deve prevedere poi a conclusione un momento di confronto e di giudizio nei confronti della signora, perché non può essere una nomina così importante calata dall'alto se poi alla fine effettivamente questa persona non dovesse funzionare. Invece la versione della nostra direzione è: la provate ma comunque ve la tenete. Alberto Cancian, oggi l'hanno ribadito diversi dei rappresentanti delle fondazioni di altri teatri lirici italiani, quello che sta succedendo alla Fenice potrebbe succedere anche altrove, potrebbe succedere anche a noi, però le vostre controparti dicono che la state buttando in politica, in realtà non state parlando di musica. Assolutamente no, qui si parla di musica, qui si parla del futuro della cultura in Italia. Creare un sistema e un precedente pericoloso come quello che si sta creando a Venezia oggi è appunto un precedente pericoloso, quindi la paura c'è e per tutti i teatri, perché i metodi di nomina di un direttore d'orchestra, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri musicisti, grandiosi oltretutto, ce l'hanno detto com'è. Quindi non funziona così, insomma i teatri sono le eccellenze italiane, noi vogliamo che restino così per sempre. Grazie, avete capito, quello che si contesta qui è il fatto che la nomina di Beatrice Venezzi non sia una nomina per curriculum ma per la sua vicinanza al governo attualmente in carica. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.